Questa trasmissione è offerta da Nautica Ceccherini. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Love is so, please don't stop it. You got me right here in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like a powerful with a little bit of tender and emotional sexual. Buonasera e benvenuti in diretta da Marano Lagunare per questa nuova edizione della Festa dei Fasolari. Li vedete proprio in diretta, li stanno preparando per questa festa. Beppi in particolare li sta aprendo proprio per mostrarveli e farveli, chissà, magari assaggiare se ci raggiungerete qui a Marano Lagunare. Siamo in compagnia di diversi ospiti, partiamo dal vice sindaco Sandro Ceccherini. È tutto pronto per questa nuova edizione, l'abbiamo visto. Tra l'altro dobbiamo dire ai nostri telespettatori che per accedere alla Festa dei Fasolari non è necessario il Green Pass, perché si mangia all'aperto in questa situazione. Sì, buonasera a tutti. Allora, l'anno scorso l'edizione purtroppo, ahimè, a causa del Covid è saltata. C'erano le restrizioni in atto, non si sapeva ancora bene come muoversi nella pandemia. L'anno precedente, nel 2019, è stato veramente un successo perché è stata realizzata in concomitanza con l'evento della Triennale, per cui è stata un'edizione anche straordinaria rispetto a quella che è la normalità. Quest'anno viene riproposta, grazie anche all'impegno dei Fasolari, del gruppo di Fasolari assieme con l'SD Maranese, e viene riproposta in una modalità differente. Infatti la festa si realizza sulla sede stradale di Via Roma, e in cui non è necessario l'utilizzo del Green Pass, perché grazie al distanziamento che viene garantito comunque su un'ampia superficie, e la somministrazione di cibi e bevande viene fatta all'aperto, non è necessario avere il Green Pass, come ad esempio nella ristorazione, che servono nei tavoli all'aperto, non è necessario avere il Green Pass, per cui c'è una certa libertà. Comunque c'è un protocollo Covid in cui vengono garantiti sanificazioni, distanziamenti. Il personale impiegato invece all'interno delle cucine o ha effettuato i tamponi oppure ha il Green Pass, e utilizza tutto quelli che sono i mezzi, le normative, nel rispetto delle normative Covid. Siete già partiti ieri sera? Com'è andata? Perché appunto abbiamo detto che qui il Green Pass non è necessario per mangiare, perché è come se fosse una ristorazione all'aperto, mentre per la zona, diciamo, musicale, quella di Borghiswim, che è più nella zona centrale di Marano Lagunare, lì sì che c'è bisogno del Green Pass. Sì, dicevo prima, no, una modalità differente, perché la musica, l'evento musicale è separato da quello che è la somministrazione di cibi e bevande, per cui nella piazza centrale di Marano Borghi Swing Euritmica realizza gli eventi musicali, e lì l'area è conterminata, e all'ingresso, dove sono le postazioni, i posti a sedere, viene chiesto il Green Pass, viene fatto il controllo da personale addetto e preparato, e per cui in quell'area è richiesto il Green Pass. Qui nella Festa dei Fasolari non è necessario. Com'è andata ieri sera la festa? È andata molto bene, c'è stata una buona affluenza, è stato un evento tranquillo, si è svolto tutto in grande normalità e con grande collaborazione anche dei cittadini e delle persone di passaggio. Devo dire che c'è stata veramente grande soddisfazione. Quindi ci voleva ripartire dopo un anno, anche dare un segnale al territorio. Certo, e questo grazie, ripeto, all'impegno dei nostri cittadini e del gruppo dei Fasolari e dell'SD Maranese. Devo veramente ringraziare loro per l'impegno e la caparbietà con cui ci ha messo, perché il cambio e l'evoluzione che c'è stata nelle ultime settimane ha creato non pochi problemi e non poche difficoltà. Comunque sono riusciti a risolvere e hanno portato fino adesso un ottimo risultato.
Ricordiamo che la festa continua, è partita ieri ma andrà avanti fino al 15 di agosto. Sì, ci saranno 10 giorni di festeggiamenti, ci sarà poi l'assessore Codarin che vi diranno i particolari, anche quali saranno le varie tappe di Borghi Swing e quali saranno gli appuntamenti musicali. Comunque la festa continua, tutte le serate sempre in via Roma, nelle giornate di domenica e anche negli orari, anche a mezzogiorno. Quindi c'è questa possibilità di gustare le specialità tipiche di Marano, in particolare tutti i piatti legati ai fasolari, anche la domenica a pranzo. E tra poco vi faremo vedere qualche specialità, i fasolari li avete visti, invece andiamo subito a vedere un po' la scheda di Marano Lagunare. Presentiamo il territorio e poi andremo a farvi vedere qualche piatto. Che siamo gente di riviera, dove passano i cuori d'avventura, e noi non ci sappiamo perdonare di non sapere. Il comune di Marano Lagunare si estende tra mare e terra per circa 91.000 m². La terraferma comprende una stretta fascia costiera per il lagunare e 2 isole maggiori, Martignano e Sant'Andrea, mentre ben 80.000 m² sono di territorio lagunare. Confina a nord con Carlino, Tor Viscosa, Terzo d'Aquileia, a sud con Lignano Sabbiadoro e il mare Adriatico, a est con Grado e a ovest con Muzzana del Turniano, Palazzolo dello Stella, Precenico e La Tisana. Gli insediamenti consistono in un centro abitato, il cui nucleo è origine antica, accessibile dalla terraferma da strada provinciale a nord e da 2 sistemi portuali recenti, quali Aprilia Marittima e Punta Faro, aventi destinazione prevalentemente di nautica da porto e residenziale, ricadenti in parte nei comuni di La Tisana e Lignano Sabbiadoro. L'altezza sul livello del mare è pari a 2 metri, il numero di abitanti è di circa 2050. Il centro storico è costituito da un nucleo di formazione remota, l'antica fortezza, ed è caratterizzato da una via principale con asse nord-sud e calli trasversali, una piazza centrale e piazzette sparse. È parzialmente circondato da acqua ed è ricco di edifici testimonianti la storia e il ruolo dell'insediamento nel contesto territoriale. Il continuo susseguirsi di calli e piazzette determina una piacevole ricorrenza di spazi aperti, la maggior parte dei quali mantiene le proporzioni tipiche del campiello veneto, sia nel rapporto tra vuoti e pieni, sia nel prolungamento dello spazio privato dell'abitazione in uno spazio comune di incontro e di lavoro all'aperto. La festa dei fasolari è organizzata dall'SD Maranese, qui con me il presidente Marino Regeni, che ci ritroviamo finalmente e siete ripartiti. 12ª edizione questa, insomma non vi fermate. No, con i problemi che abbiamo avuto l'altro anno non abbiamo fatto niente, quest'anno con i problemi che ci sono siamo riusciti a fare una festa un pochettino piccolino rispetto a quello che facciamo noi, ecco. Ma come nasce la festa dei fasolari? Te lo ricordi ancora? La festa dei fasolari, per dire la verità, comincia 20 anni fa, in vari modi, per promuovere più che altro il nostro prodotto che è il fasolaro, ecco, che qua in zona, specialmente nella bassa friulana, in Friuli, Venezia e Giulia, non è tanto conosciuto come crudo. E abbiamo visto che ogni anno, facendo la festa, facendo conoscere il prodotto, abbiamo avuto un buon riscontro, ecco. La gente lo apprezza e secondo me è anche migliore della ostrica. E infatti grazie a voi io l'ho assaggiata anche cruda nelle scorse edizioni. Devo dire che tanti turisti
tornano qui a Marano per questo appuntamento e quindi ha un grande richiamo turistico questa iniziativa. Sì, infatti sentendo che c'è la festa di fasolari, la maggior parte della gente viene per mangiare il crudo di fasolari, ma anche tanti dal Veneto, che ho conosciuto anche là, aspettano proprio questa festa per mangiare i fasolari. Beh, con Umberto andiamo un po' a presentare i piatti, ma per quanto riguarda l'organizzazione, tutti i volontari, insomma non credo sia stata facile quest'anno organizzare, anche perché appunto tutte le indicazioni sono arrivate all'ultimo momento, però voi siete qui anche per dare un segnale al territorio. Sì, infatti fino all'ultimo giorno, fino a ieri mattina non sapevamo cosa fare, o Green Pass o non Green Pass, meno male ci è andata anche abbastanza bene perché risultiamo, a noi non serve il Green Pass perché abbiamo tutto all'aperto. Come si dice, andiamo come ai ristoranti che non serve niente, ecco. Sempre il distanziamento, sempre mascherine, tutto quanto, però si può fare, ecco. E com'è andata la prima serata? Il vice sindaco ha detto bene, c'è stato un buon riscontro, ma anche la gente sta anche alle regole, ecco, quindi è gestibile. Infatti ieri, per dire la verità, ci aspettavamo meno gente. C'è abbastanza gente, ecco, tutti quanti tranquilli, non essendo musica, non c'è la confusione degli altri anni, verso le 10, 10 e mezza mangiano tranquillamente, se ne vanno via, no, si può fare tranquillamente. Tutto qui in via Roma viene predisposto perché appunto ci sono anche problemi dettati da dei lavori, ecco, del ponte, però insomma è una location che riuscite a gestire. Sì, più che altro per cominciare, perché se salti un anno, salti 2 anni, dopo secondo me è fatica a riprendere il ritmo. Quest'anno dopo speriamo che il prossimo anno il ponte sia fatto, si svilupperà normalmente come ogni anno. E i fasolari ci sono? Sì. Noi abbiamo aperto un sacchetto giusto per far vedere un'anticipazione, ma diciamo ai telespettatori di raggiungere Marano Lagunare già da questa sera per provarli, ma non ci sono stati problemi dal punto di vista dei fasolari? No, la pesca ai fasolari non c'è nessun problema, vengono pescati tutto l'anno sulle nostre zone, qua da 6 miglia fuori Lignano su una profondità di 20 metri, noi facciamo sia l'autocertificazione, autocontrollo e sia con l'USL, ogni settimana i campioni, il prodotto è perfetto, ecco, non ha nessun problema, si può mangiare crudo tranquillamente. Almeno una buona notizia. Sì, no, quello non manca, ecco, le barche lavorano in tranquillità, bene. Quanti sono i volontari che lavorano dietro a questa festa? È riuscita, io vedo tanti giovani, quindi è già una bella notizia il fatto che comunque ci siano dei giovani che si avvicinano alle iniziative del territorio. Sì, più o meno saremo, calcolo io, una 50. Sì, abbastanza giovani, però se non sono i vecchi che la fanno non la fa nessuno secondo me. Sì, cercano di imparare, speriamo che più avanti che proseguono loro, ecco. Quindi diciamo che Marino Regini dà il via anche per portare dei giovani alla guida anche della festa, che è la 12ª edizione. Grazie Marino, in bocca al lupo, ricordiamo di venire anche domani a pranzo perché voi servirete i fasolari anche domani. Sì, domani a pranzo e Ferragosto a pranzo. E ogni sera fino al 15. Quindi venite a Marano Lagunare, intanto facciamo una piccola pausa per pubblicità, tra poco. Telefilm Estate in diretta da Marano Lagunare per presentarvi questa 12ª edizione della festa dei fasolari con Umberto, che posso chiamare come il referente delle cucine, il cuoco, il responsabile delle cucine. Qui abbiamo qualche piatto perché dobbiamo dire ai telespettatori di venire a Marano per scoprire gli altri. Diamo qualche anticipazione. Sì, niente, abbiamo il piatto di gratinati che si chiama l'antipasto del pescatore, abbiamo 2 cappesante, 2 fasolari gratinati che sono i nostri, e i canestrelli, le cozze, il filettino di branzino, e questo è un piatto. Poi abbiamo il fasolaro crudo, che naturalmente è la sagra del fasolaro, quindi è l'elite dei nostri pezzi.
E poi abbiamo il fritto misto che comprende calamari, gamberoni, mazzancolle, filetto dorata e filetti di gallinella, quindi abbiamo dei bei piatti che penso che in giro non si trovano facilmente nelle sagre. Assolutamente no, anche perché i fasolari crudi li possono mangiare solo qui. Sì, esattamente, sì. Qui vengono pescati e quindi li possiamo anche produrre freschi, ecco, portarli freschi. Com'è andata ieri sera? Qual è stato il piatto che è andato per la maggiore? O qual è il piatto che va per la maggiore generalmente? Sì, il piatto che va per la maggiore è il fritto misto, perché tutti quanti prendono quello. Dopo sempre l'antipasto del pescatore, molto apprezzato per chi magari non vuole il fritto, che magari è un po' pesantino, questo è tutto al forno, quindi va benissimo, ecco. E riuscite a gestire la cucina? Cioè ormai avete un'esperienza che vi porta a gestire anche grandi numeri? Sì, noi in cucina siamo una trentina di persone, non pochi, quindi siamo tutti ben organizzati, ecco, quindi riusciamo a smaltire bene le persone, non c'è tanta fila perché chi viene qua insomma si fanno sempre i complimenti per questa organizzazione che abbiamo, ecco. Ieri sera è andata bene, era ora, no, per voi ripartire dopo un anno di assenza? Sì, purtroppo le difficoltà ci sono ancora perché con tutti questi problemi che ci sono, distanziamenti, Green Pass e tutto, noi siamo riusciti a portare fuori dalle cucine i tavoli, quindi non serve il Green Pass, quindi insomma stiamo così, ecco. E quindi insomma riuscite a gestire tutto all'esterno e le persone possono venire qui tranquillamente mantenendo le distanze di sicurezza e l'igienizzazione. Grazie Umberto, sicuramente le persone che ci stanno seguendo verranno a assaggiare i tuoi piatti, quindi buon lavoro. Grazie a voi, saluto. Raggiungo Riccardo Milocco, presidente della cooperativa pescatori, per capire anche come va il settore della pesca in quest'anno Covid, anzi più di un anno Covid. Noi abbiamo avuto qualche difficoltà, è chiaro che nel nostro mare continentato adriatico a Marano il prodotto è un prodotto d'élite d'alta qualità e viene piazzato al 90% nei ristoranti, è chiaro ed evidente che con il Covid abbiamo fatto fatica anche noi, però questo è un bellissimo segnale, Marino e il suo gruppo rifacendo la sagra dà un senso di ripartenza, speriamo che oltre l'estate continui così con questo andamento anche l'autunno e l'inverno, per cui abbiamo buone speranze. Ecco, perché l'inverno è stato difficile, la ripresa anche, sì, queste feste vi danno una carica in più, però poi insomma siete voi a pescare, a lavorare anche nelle fasi più difficili. Sì, è evidente che come tutti un po' anche il nostro settore ha sofferto, c'è da rimboccarsi le maniche per ripartire, per ritornare ai livelli di una volta. Richiamo la gente a consumare, ma già lo fa, il pesce locale perché è di gran qualità e freschezza in tutto il Friuli Venezia Giulia e mai come a Marano, che è il porto peschereccio più grande del Friuli. Le perdite diciamo maggiori sono scaturite dalle chiusure dei ristoranti, immagino. Sì. Facciamo un esempio appunto del fasolaro, che è un prodotto che va quasi esclusivamente nella ristorazione, hanno avuto grandi perdite, non perché non si poteva pescare o perché non ce n'è, ma proprio perché il suo giro commerciale e economico va nei ristoranti che purtroppo erano chiusi. Adesso sta ripartendo alla grande, per cui abbiamo fiducia di questo rilancio, di quest'estate e così a seguire, per cui dai, speriamo che continui così. Bisogna essere ottimisti, vero? Sempre. Dopo un brutto tempo c'è sempre il sole, per cui noi speriamo che sia un rilancio alla grande. Grazie Riccardo Milocco, presidente della cooperativa pescatori, in bocca al lupo. E adesso c'è la possibilità anche di presentare quelle che sono le associazioni e le iniziative del territorio di Marano Lagunare. Parliamo anche della banda con Maddalena Zentilin, che è la presidente. Grazie per essere qui. Anche voi siete pronti per ripartire con le vostre iniziative? Come sta andando? Bene. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Ho il piacere di rappresentare un'associazione che promuove il benessere sociale nel nostro territorio, la Banda Stella Maris, una realtà bandistica nata più di 40 anni fa sotto un po' lo stimolo del nostro parroco storico Don Elia.
Noi in questa occasione all'interno dell'organizzazione musicale di Euritmica, associazione di Udine, faremo il nostro concerto il 13 agosto, venerdì prossimo. Il concerto sarà uno tra i concerti organizzati da Ambima FVG, cosiddetti concerti della ripartenza. Hanno iniziato a luglio, finiranno a settembre. Il nostro sarà particolare perché abbiamo voluto ripartire in un modo ancora più forte del solito. La ripartenza non è stata facile, ve lo dico francamente, ma non voglio dilungarmi su questioni che riguardano il Covid. Vi voglio dire che in questa occasione abbiamo approfittato di un contributo che va a stimolare la capacità di rafforzare l'appartenenza dei nostri associati. Abbiamo promosso un corso corale e la nostra banda farà una fusione con un coro in cui si porterà l'energia di chi suona e in questo momento fa l'esperienza di cantare assieme a una band. E alcuni dei nostri strumentisti abbiamo potuto far arrangiare Jesus Christ Superstar ai nostri strumenti di fiato, ai nostri strumenti base, per cui ci sarà questa grande esplosione perché 30 voci con una band, la classica band, chitarre, basso, tastiere, batteria con strumenti a fiato. Il nostro entusiasmo è sempre tanto, la musica unisce, pertanto io sono una carica di energia, di voglia di fare e vi aspetto venerdì prossimo in piazza Frangipane con la banda Stella Maris e il coro Fan Coro. Dove? Di preciso? Piazza Frangipane, dietro la torre millenaria. Per chi non sarà lì, in questa occasione ci sentirà, perché anche dalla torre millenaria arriveranno i nostri fiati, la nostra band e le nostre voci. Grazie Maddalena, in bocca al lupo per questa vostra iniziativa. Devo raggiungere Matteo e Mattia dell'associazione Cani Sciolti perché state organizzando diverse iniziative. Voi siete giovani, abbiamo parlato prima proprio con il vice sindaco del fatto che qua ci sono anche tanti volontari giovani e fa bene insomma anche presentare dei giovani. Raccontatemi le vostre iniziative. Beh, intanto presento i Cani Sciolti. Cani Sciolti siamo un'associazione no profit che mira diciamo a incentivare le tradizioni di paese di Marano. Diciamo, noi organizziamo principalmente delle sagre paesane, la principale è la sagra di San Vio che si sviluppa in 3 giorni, magari dopo spiegheremo come, e dove grazie a questi nostri eventi riusciamo ad aiutare le persone meno fortunate di noi con delle donazioni. E diciamo riusciamo ad aiutare sia piccoli privati ma che associazioni o comunque enti, sempre a livello sanitario chiaramente, un po' più strutturati. E non so che cosa possiamo dire. No, dimmi come appunto strutturerete queste iniziative. No, per il momento diciamo abbiamo sospeso le nostre attività purtroppo a causa del Covid per quest'anno. E, diciamo, non ci siamo fermati perché abbiamo attuato le modifiche interne a livello dell'associazione. È stato un bel cambio generazionale, infatti abbiamo visto i soci più diciamo, fondatori lasciare a noi giovani le scelte dell'associazione e diciamo che abbiamo anche attuato delle modifiche a livello statutario, quindi ci stiamo adeguando alla riforma del terzo settore. Per il prossimo anno si spera di partire più forti che mai. In effetti io mi ricordavo di voi, ma avevo intervistato evidentemente l'ex presidente che era un po' più grandicello di voi, ecco. Sono da 3 anni il nuovo presidente dei Cani Sciolti, è stato veramente una bella esperienza, devo dire. Siete in tanti giovani, ecco, mi dite anche i numeri della vostra associazione? Allora, noi siamo all'incirca una 30 di associati, esatto, sì. Però quando facciamo le feste molti gruppi del territorio di Marano Lagunare vengono a darci una mano, anche perché come associazione ci necessita di avere una costante mano anche dal punto di vista lavorativo, perché 3 giorni di festa sono comunque impegnativi da gestire. Però la cosa bella, e anche il motivo per cui anche sono entrato nell'associazione, abbiamo deciso di fare questo cambio generazionale, appunto di coinvolgere i giovani del paese e di fargli capire quali sono le tradizioni di una volta, perché i piccoli paesi alla fine sono una grandissima realtà che secondo me va conservata e tramandata.
Questo è un problema, no, da risolvere anche negli altri comuni, pochi giovani che rimangono nei paesi e che non conoscono poi le tradizioni vere del loro paese. Questo è un bel lavoro che fate. C'è riscontro da parte dei giovani del territorio? C'è molto riscontro e ci tenevo prima, come mi riconduco il discorso di Mattia, ci tenevo a ringraziare veramente di cuore tutte le associazioni, i gruppi che durante la saga di San Vio ci danno tra virgolette una mano, perché senza di loro tutto questo non sarebbe veramente possibile. Quindi complimenti ragazzi. Grazie mille. Grazie mille. Volevo dire che anche nonostante siamo stati fermi questi anni dal punto di vista degli eventi, siamo riusciti comunque a donare qualcosa Esatto, sì. a un po' di persone, perché alla fine il nostro principio come associazione è divertirsi e fare del bene divertendosi e facendo divertire. Possiamo dire a chi avete donato? Possiamo... I privati forse meglio di no. No, appunto privati. Ente organizzativi abbiamo donato un Cuore Mondo Padova Onlus, che è un'associazione di Padova appunto, che aiuta i bambini, la famiglia dei bambini cardiopatici, e poi abbiamo aiutato il paese di Lilliput, che è un'altra associazione che si occupa sempre di aiuto in questo campo sanitario, diciamo, ecco. Ragazzi, complimenti, magari vi seguiremo, avvisateci quando fate alle prossime iniziative, se a ottobre è tutto ok ripartirete anche voi, insomma ve lo auguriamo, così vi seguiremo. Grazie a Matteo e Mattia dell'associazione Cani Sciolti, noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorniamo in diretta da Marano. E questi sono alcuni dei piatti che troverete qui alla festa dei fasolari da Marano Lagunare. Ci troviamo in diretta in via Roma per presentarvi la festa e non solo, anche quelle che sono iniziative legate al territorio di Marano Lagunare. Qui con me l'assessore al turismo Andrea Codarin, buonasera. Buonasera a te e agli ascoltatori. Partiamo subito dalla festa dei fasolari, perché già questa è una festa che porta diversi turisti. Io insomma da anni che la seguo, vedo anche stranieri che arrivano qua proprio per provare i fasolari, insomma già questo è un punto forte di Marano Lagunare. Certo, la festa dei fasolari sicuramente è un'attrazione per tutti i turisti, perché d'altronde l'offerta turistica di Marano non è un'offerta monocolore, un'offerta in bianco e nero, è un'offerta variopinta, e fra le offerte maranesi c'è proprio l'enogastronomia, e quindi la festa dei fasolari rappresenta proprio l'enogastronomia tipica maranese ed è da decenni fonte di attrattiva per tutti i turisti, che poi oltre a venire poi a godere di questa offerta enogastronomica possono vedere la cultura, la storia, le tradizioni e tutto quello che Marano può offrire loro. Poi c'è un centro storico molto bello di Marano Lagunare, io mi sono fatta a piedi la torre millenaria, che quella è molto, molto bella davvero, ma l'assessore al turismo, che cosa consiglia al nostro telespettatore di venire a vedere, oltre che mangiare i fasolari, di venire a vedere a Marano Lagunare? Marano, come dicevo prima, sicuramente nasce dalla sua cultura, no? Marano ha una storia plurisecolare, Marano è una comunità proprio singolare, quindi il turista viene ad apprezzare proprio la maranesità. E poi oltre alla maranesità ovviamente c'è la parte monumentale che rappresenta la storia, la dedizione alla Serenissima, e poi non possiamo non parlare di tutte le nostre offerte ambientali, naturalistiche, le nostre riserve, la laguna, i casoni, e quindi c'è veramente da godere da parte del turista, un turista che deve godere non della frenesia, della velocità, del consumo tutto e subito, ma proprio della calma, della tranquillità, per godere appieno di quella che io definisco la nostra perla, perché Marano per me è veramente una perla, e come perla noi amministratori e noi maranesi abbiamo davvero il dovere di coltivarla. Che estate è stata la scorsa, senza la festa dei fasolari, con tutte le restrizioni Covid, dopo un anno di Covid, è andata comunque bene oppure c'è stato un po' così, un'estate anomala? È inevitabile che la pandemia ovviamente ha ristretto tutto il giro turistico attorno a Marano, ma Marano non vivendo di spiagge e di turismo classico, secondo me ha risentito in misura minore. Certamente è ovvio che pensiamo al fatto che è mancato San Vio, la festa di San Vio prima di tutto, e poi è mancata questa festa di agosto dei fasolari, e quindi sicuramente mancando le forme di attrazione principale il turismo ovviamente si riduce, però io devo dire che
l'amministrazione nostra già l'anno scorso si è impegnato con gli eventi estivi e durante i sabati, le domeniche, ma anche durante la settimana comunque vedevi girare per via Sinodo i turisti, e questo era il segno che comunque Marano di per sé è una forma di attrazione. Ricordiamo che per provare i piatti qui della festa dei fasolari non è necessario il Green Pass, perché è come se fosse una ristorazione all'aperto. Invece per la zona, diciamo, musicale, Borghi Swing, che è dall'altra parte, nella zona centrale di Marano Lagunare, c'è bisogno del Green Pass. Certo, perché ovviamente Borghi Swing è uno spettacolo, e quindi io per assistere allo spettacolo, per entrare nell'area delimitata e per potermi sedere, certamente ho bisogno di esporre il Green Pass. E anche per questo Green Pass anche noi dell'amministrazione siamo stati fino all'ultimo indecisi su come fare, quanto investire, perché noi veramente ci abbiamo creduto fino in fondo nella nostra estate di eventi, e ringrazio sicuramente Euritmica, l'associazione che assieme alla nostra amministrazione comunale ha organizzato Borghi Swing. Fra l'altro il 15 avremo degli eventi musicali di primo ordine, e direi che in questa 6 giorni di esibizione musicale, che è iniziata ieri, certamente con le limitazioni, con il Green Pass, però vedere la gente che partecipa sia da seduta che in piedi attorno a questo evento musicale veramente ti dà un grande piacere, una grande emozione e un senso di ripartenza. Questo è un senso di ripartenza. La gente ha capito, insomma, quella che è la situazione e ha accettato anche questa, diciamo, questa novità del Green Pass. Ricordiamo gli appuntamenti musicali e non solo, anche culturali qui a Marano Lagunare. Ecco, diciamo che voglio partire con quello che è stato l'inizio di luglio, perché Marano d'Estate 2021 è stata inaugurata il 12 luglio con una settimana dedicata al Festival della Danza. Poi abbiamo proseguito con delle serate dedicate ai bambini, con un teatro, con un cinema, e adesso abbiamo questa 6 giorni musicali di Borghi Swing. Borghi Swing era nata come musica itinerante, però come abbiamo detto prima, per la questione della pandemia l'abbiamo dovuta delimitare a Piazza Vittorio Emanuele, e avremo queste 6 serate, questo primo weekend da ieri a domani, che è una sorta di antipasto, e poi avremo una 3 giorni finale del vero e proprio evento di Borghi Swing, con il 15 agosto che si esibirà Gege Telesforo, che è uno dei più grandi jazzisti italiani, e noi chiuderemo gli eventi estivi con la proiezione cinematografica per tutti, che si terrà il 21 di agosto. Quali sono le aspettative da assessore al turismo per quest'estate 2021? Le aspettative sono tante, ovviamente molteplici, perché l'assessore al turismo, ma penso che tutta l'amministrazione e anche tutti noi maranesi ci teniamo alla nostra Marano. L'amministrazione ha investito le risorse, si è impegnata per organizzare questi eventi estivi. La bellezza sta proprio nel riscontro della gente. Anche ieri sera, in questo nostro primo evento musicale, vedere la piazza gremita, certamente nei limiti e secondo i distanziamenti previsti, perché ieri la gente è stata precisa, educata, però vedere insomma che il riscontro c'è, e questo ti dice che tu hai investito bene, e questo ci permetterà anche in futuro di dare ancora maggior vigore alla Marano turistica. Complimenti all'assessore al turismo Andrea Codaring e anche a tutta la giunta di Marano, e saluto anche il sindaco Mauro Popesso, lo saluto in diretta, chissà se ci sta seguendo perché è in vacanza lui, ma insomma lo saluto volentieri. Grazie, ci spostiamo e do la parola ad un altro ospite, che è Claudio Vicario, coordinatore delle riserve, perché come diceva l'assessore al turismo c'è stato anche un boom di richieste, di iniziative alle riserve, è proprio così? Sì, già l'anno scorso, fine Covid, forse la gente aveva voglia di uscire, e quest'anno, malgrado non fosse stato sempre chiuso, stiamo avendo un'estate come non mai da quando abbiamo aperto. E quali sono le iniziative? Abbiamo cercato di agevolare chi viene in visita. L'amministrazione ha messo gratuitamente a disposizione, per chi paga il biglietto entra, una guida naturalistica, ma non un giorno, lo facciamo il martedì, giovedì, venerdì e domenica, ogni mattina più giri, in concomitanza con gli orari anche della barca che da Legnano viene a Marano, per cercare anche di soddisfare quell'utenza che si trova oggi a Legnano, nella nostra meta balneare più importante della regione, e che oltre alla spiaggia cerca qualcos'altro e viene da noi e trova delle soddisfazioni. Il periodo è molto bello perché è molto ricco di avifauna, e quindi c'è molto da vedere in effetti. Ricordiamo ai nostri telespettatori, per chi si fosse sintonizzato adesso, siamo in diretta da Marano Lagunare, che cosa si può vedere nelle riserve, quali sono i percorsi che voi proponete? I percorsi sono obbligati, ci sono dei sentieri, delle passerelle, giustamente molto semplici, fatti per le famiglie, per chiunque,
che possa in modo, senza avere chissà anche magari che cultura riguardo all'ambiente, ma trova là quelle strutture, quella facilità, semplicità e quindi comodità di cominciare a comprendere questo ambiente, quello della laguna e il linguaggio un po' della natura, vedendo dal vero quello che è l'ambiente della laguna e i suoi chiaramente animali, in modo particolare i bambini restano entusiasti perché là da vicino si vedono molti animali, chiaramente per la maggior parte uccelli ma non solo, tartarughe, altri animali, e in questo periodo per esempio ci sono più di 200 fenicotteri e in una giornata, ma senza essere degli esperti, si possono vedere dalle 40 alle 50 specie diverse, parlo, di avifauna, senza grande difficoltà. Diciamo che la pandemia ha agevolato come una riscoperta dell'ambiente. Sì, forse la gente prima voleva stare un po' più all'aperto dopo essere stata molto al chiuso in casa e oggi effettivamente si sta riscoprendo, viene, cerca, è contenta del servizio che poi gli si è dato, perché vedere da solo un qualcosa di cui magari si ha poca cultura, come io vado a vedere una mostra d'arte e sono ignorante, ho piacere se uno mi spiega, è stato un servizio molto gradito dal pubblico. Avete dovuto ridimensionare anche, vista la richiesta, il personale, i volontari che stanno dietro alla gestione delle riserve, oppure siete riusciti a gestirla come sempre? No, il personale non tanto, abbiamo dovuto, togliamo il fattore scuole, quello purtroppo per tutti è saltato, abbiamo dovuto ridimensionare il numero di persone che può stare all'interno degli spazi chiusi, però abbiamo scritto, la gente rispetta e quindi in verità è andato tutto bene. Complimenti allora Claudio Vicario, noi ora andiamo a vedere una scheda proprio per presentarvi l'ambiente di Marano Lagunare, in particolare le riserve, poi andremo direttamente in pubblicità, tempo che ci permette di spostarci verso il mare, quindi godetevi la scheda dedicata all'ambiente. Lasciatemi restare così, tra questa barca e il cielo, fermo inimmaginato come una nota di Mahler, sopra un violino solo. Lasciatemi restare così, con questo pesce cane legato al mio fianco, che dovrei riportare a riva, se solo fosse un po' più stanco. Marano Lagunare, un ambiente straordinario per peculiarità naturali. Si tratta di una zona umida, formatasi a causa delle diverse velocità del deposito terrigeno dei fiumi Tagliamento, Alpino, Stella, Ussacorno e altri di risorgiva. Per quanto attiene in particolare alle lagune, esse sono tipicamente ambienti dominanti dalle maree e marginalmente dal moto ondoso. La laguna di Marano fa parte del sistema di lagune e ambienti umidi di transizione che si estende lungo le coste dell'Adriatico settentrionale, da Ravenna alle foci dell'Isonzo. Il bordo interno della laguna è arginato per quasi tutta la sua estensione da pochi decenni. Un tempo la laguna terminava verso terra in una palude cui seguivano i boschi planiziali, di cui oggi non rimangono che brandelli sparsi. Lungo le coste interne della laguna sfociano numerosi corsi d'acqua, naturali e artificiali, il più importante dei quali il fiume Stella, che forma un delta la cui parte emersa si estende su una superficie di circa 75 ettari, area oggi destinata a riserva naturale. Di fronte a Marano, verso il mare, in lato opposto rispetto alla laguna, è presente il cosiddetto cordone litoraneo, costituito dalle isole di Martignano e Sant'Andrea. La costa è bassa e sabbiosa. Dal mare verso l'interno il territorio è costituito da spiaggia emersa con vegetazione pioniera, duna, consolidata ricoperta da vegetazione tipica e versante lagunare, con barene, ovvero isolotti lagunari che solo eccezionalmente vengono sommersi dalle acque, e velme, zone della laguna periodicamente emergenti con la bassa marea. Questo particolare habitat, ricchissimo di specie vegetali e di avifauna endogene, è importantissimo luogo di sosta per tutta l'avifauna palustre, tanto da essere incluso nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale. Ne testimoniano la presenza di ben 2 riserve naturali, Foci dello Stella e Valle Canalnovo, la prima raggiungibile solo via mare.
La cittadina di Marano Lagunare quindi possiede da sempre ed ancora oggi una relazione privilegiata con l'ambiente lagunare nel quale si trova inserita. La laguna infatti fornisce da tempo immemorabile le risorse sulle quali la popolazione maranese ha basato la propria sussistenza e che costituiscono il fondamento dell'attuale sviluppo economico. L'interesse e l'affezione di questa gente per la loro laguna non nasce però solo da motivazioni economiche, ma anche dal forte desiderio di preservare l'equilibrio di questo delicato sistema. Non c'è niente che sia vero, tranne il mare. Il vecchio sa, perché ora il vecchio è il mare. Ed eccoci di nuovo in diretta dalla splendida Marano Lagunare per questa puntata di Telefilm Estate. Martino Zentilin, nipote del mitico Capitan Geremia, appena arrivato con la motonave da Lignano, proprio da poco, perché c'è questo bel servizio che porta tutti i turisti da Lignano Marano, Marano Lignano. Sì, da ormai 20 anni questo servizio pubblico di linea collega le due località con 8 corse diurne e 2 serali nei mesi di luglio e agosto. Questo per far provare anche le prelibatezze di Marano per chi è a Lignano e viceversa. Sì, queste corse serali sono state fortemente volute proprio per attrarre il turismo di Lignano a Marano Lagunare, ma tanti anche dalla bassa friulana approfittano della crociera al tramonto e poi il ritorno sotto le stelle per raggiungere Lignano con la motonave. Vedo che ci sono posti anche in bicicletta, per la bicicletta, quindi c'è chi può arrivare in bicicletta, la parcheggia dentro e parte. Sì, il cicloturismo senza dubbio sta andando per la maggiore e tanti stanno proprio facendo la vacanza sulle 2 ruote, quindi utilizzano il servizio per recuperare qualche chilometro e continuare poi attraverso le tante ciclovie che sono sorte in questi ultimi anni. Come sta andando in questo periodo post-Covid? C'è stata una bella ripresa? C'è stata una ripresa, i numeri sono sicuramente in aumento grazie proprio anche alle corse serali che hanno segnato un segno più rispetto allo scorso anno. Quindi insomma c'è tanta gente, però tutti naturalmente mantengono le distanze, le normative anti-Covid. Sì, le mascherine, distanziamento, siamo fortunati comunque perché la motonave è uno spazio aperto e la brezza non manca mai, quindi no, a differenza magari di un normale mezzo pubblico, una corriera, si è sicuramente avvantaggiati dall'aria aperta e dalla brezza che mai manca qua in queste località. Bene, ti ringrazio tanto, adesso mi devo spostare, vado dal capitano, guardalo che bello, tutto di bianco, Nico Pavan del Battello Santa Maria, perché siete pronti per partire questa sera, quali sono le iniziative? Allora questa sera abbiamo una serata di gala dove il ristorante Ferrarut ha scelto il Battello Santa Maria per proporre ai suoi clienti il panorama mozzafiato della laguna di Marano. Noi ci siamo messi da questa parte, ma ci spostiamo così facciamo vedere il battello. Chiedo a Francesco Snidero che è qui con me, sì, ecco, si è spostato lui, perché insomma ormai va tantissimo il Battello Santa Maria. Ancora anni fa ero passata anch'io di qua e devo dire che è anche un viaggio in sicurezza. Assolutamente sì, quest'anno poi più di sempre abbiamo deciso di fare solo pranzi all'aperto e abbiamo limitato i posti proprio per stare comodi, larghi e all'aperto, quindi senza problemi, poi la barca è grande. Pensate che la barca dovrebbe tenere 120, noi andiamo via con 40, sì. Quindi cerchiamo veramente di essere in regola con tutto.
La gente risponde, arriva, oppure ha paura? Com'è la situazione? Allora la situazione è un po' anomala rispetto all'anno scorso. Secondo me l'anno scorso c'è stata un po' di incoscienza, nel senso che la gente diceva ok, è finito tutto, onde, sì, andiamo via in barca, facciamo le gite come prima. Quest'anno invece si è resa conto che non è finita e quindi sono un po' più attenti appunto a quanti siamo a bordo, il distanziamento, adesso con il Green Pass, serve, non serve, io dico finché siamo all'aperto siamo tranquilli. Quando sarà settembre, ottobre che ci toccherà stare nel salone principale sotto, allora Green Pass obbligatorio. Ok, insomma ben gestito, forse è anche bene che la gente abbia compreso la situazione. Sì, non è che tutti sono felicissimi, però insomma cerchiamo di convincerli che ci hanno dato una strada per continuare a far godere delle bellezze della laguna di Marano ed è giusto seguirla, c'è una regola, la seguiamo perché sennò diventa un problema per tutti. Ricordiamo i percorsi del battello? Sì, i percorsi. Aquileia quest'anno va per la maggiore e poi abbiamo anche delle cenette da grado e settimana prossima 20, 21 e 22 Laguna Jazz a bordo, quindi serate con musica dal vivo e cena a base di pesce in un palcoscenico mozzafiato che è la Laguna di Marano. Poi c'è Nico tutto di bianco, sembra ufficiale gentiluomo, complimenti. Grazie. Grazie mille, in bocca al lupo per la serata. Mi sposto, vengo qui con il vice sindaco, l'assessore, ma c'è anche la possibilità di gustare dei buoni vini. Hai appena ottenuto il riconoscimento, ce lo fai vedere? L'ha messo via, ma noi dobbiamo far vedere questo Filari di Bolle, Lorenzo Netto, insomma avete ottenuto questo riconoscimento e siete presenti qui a Marano. Sì, ciao Alexis, buongiorno a tutti i telespettatori. Abbiamo ricevuto questo riconoscimento che è a livello regionale un riconoscimento importante del quale siamo molto soddisfatti, come anche siamo soddisfatti di rinnovare questa collaborazione con gli amici dei fasolari e delle Peverassi in festa perché insomma ci dà lustro e siamo orgogliosi di portare qua prodotti di eccellenza. Si sposano bene con i fasolari, no? Esattamente, noi coltiviamo tra l'altro vigneti, gran parte dei vigneti a ridosso proprio della laguna di Marano, dove il microclima non può essere altro che salmastro e quindi ecco che il matrimonio tra i vini che produciamo qui e i piatti tipici della laguna e del mare Adriatico non può essere altro che eccellente. Ottimo, e questa è la valorizzazione del territorio e anche questo è turismo, giusto Assessore? Certamente, perché d'altronde come abbiamo detto prima l'enogastronomia è uno degli elementi fondamentali del turismo. A Marano fortunatamente non manca e completa la nostra offerta turistica. Io faccio i complimenti all'assessore e anche al vice sindaco che ci ha accompagnato in questa diretta, Sandro Ceccherini, insomma un in bocca al lupo per tutte le vostre iniziative, ne avete tante ma c'è anche grande entusiasmo e voglia di fare e di ripartire. Sicuramente l'entusiasmo non manca e anche la voglia della ripartenza. Io invito tutti, allargato proprio l'invito alle persone di qualsiasi età a venire a Marano a conoscere la nostra piccola comunità, la nostra laguna, il nostro ambiente, il nostro territorio che è veramente unico. Marano nel suo piccolo può offrire veramente tanto, avete visto dalle riserve naturali alla festa dei fasolari, le motonavi, il trasporto locale, per cui un invito a tutti e sono convinto che chiunque, qualsiasi età, venga a Marano a trovare la propria oasi, ecco. Per cui vi invito, ci conto, vi aspettiamo a braccia aperte. Ecco, cogliete l'occasione della festa dei fasolari per scoprire Marano Lagunare, quindi potete venire già questa sera ma anche domani a pranzo, domenica, fino al giorno di Ferragosto i fasolari saranno qui a Marano Lagunare con i piatti tipici. Grazie davvero a Sandro Ceccherini, grazie a Marino Regeni, anche all'assessore al turismo di Marano Andrea Codarin e tutti quelli che sono intervenuti nel corso della diretta di oggi da Marano Lagunare. Ringrazio anche i miei colleghi Francesco Snidero qui da Marano Lagunare e Tiziano Campigotto in regia a Tavagnacco. Grazie a tutti per l'attenzione, venite a Marano Lagunare, buona serata a tutti, ciao! Questa trasmissione è stata offerta da Nautica Ceccherini.